Mattina. Andrea si svegliò fresco e riposato. Ne aveva bisogno. I raggi del sole entravano attraverso i fori della parte superiore della tapparella, che non era stata abbassata completamente, accarezzandolo e stuzzicandolo dolcemente, come una mano materna intenta a svegliarlo prima di andare a scuola. Il letto era caldo, accogliente e ancora pulito. Restò con gli occhi chiusi e ridenti, poi si rigirò tra le lenzuola azzurre, di quell'azzurro che gli conciliava sempre il sonno. Quella notte sembrava avesse fatto molto meno caldo e così sembrava anche quella mattina. Forse per questo aveva dormito meglio. Abbracciò e annusò con lieve trasporto il cuscino della moglie, che profumava delicatamente di sapone e di pelle dolce e saporita, su cui aleggiavano sentori che ricordavano un collo fanciullesco, un po' sudato. Lei era da poco uscita per andare a lavorare al call center. Da qualche tempo però non faceva soltanto l'operatrice, gestiva anche un gruppo di cacacazzi che telefonavano nelle case, giustamente mandati a fare in culo nel 90% dei casi. Si sentiva abbastanza avviata, insomma. Se non si fosse alzata mentre lui era ancora in letargo, magari avrebbero fatto l'amore. Lui aveva una gran voglia la mattina, specialmente quella mattina in cui si sentiva così tonico, così in salute, e l'aria era finalmente più leggera e ossigenata. Ma a pensarci bene, forse lei non avrebbe voluto, perché stanca e assonnata, e poi diceva che così si sarebbe deconcentrata e non sarebbe riuscita a preparare al meglio la voce, e al lavoro le sarebbe uscita fuori troppo lenta e poco decisa. E lui? Cosa avrebbe dovuto fare quel giorno? Dunque, prima di tutto una bella doccia, poi mettersi giacca e cravatta, anche se in quei giorni la temperatura massima oscillava intorno ai 40 gradi. Quella mattina si respirava molto di più, ma probabilmente sarebbe durato poco, perché la giornata, come diceva anche il meteo, purtroppo prometteva ancora caldo, afa e tutti gli accessori inclusi. Vabbè, magari la giacca l'avrebbe indossata dopo, al momento di incontrare il primo cliente, un impiegato che guadagnava una mezza miseria, a cui però sarebbe potuta giovare in futuro forse una previdenza complementare. Era una persona tranquilla e accomodante, ma considerando quello che guadagnava, avrebbe ritenuto la sua proposta comunque azzardata. Poi verso le 10 si sarebbe dovuto imbattere in un tipo veramente tosto, un orso. Ogni volta che ci andava, o meglio, che era costretto ad andarci, rischiava il pestaggio o la denuncia per stalking. Questa volta, però, con la dovuta grazia, mista a determinazione. Oh, la determinazione, se ce l'hai, i risultati prima o poi arrivano, gli dicevano sempre i gerarchi dei piani superiori. Gli avrebbe spiegato per bene quanto si sarebbe rivelata utile per lui, titolare di una pizzeria, una polizza per piccoli imprenditori, con copertura rischi infortunio per i dipendenti. La banca e le poste propongono le stesse polizze con la possibilità di estinguerle prima, ma la Congrega Assicurazioni ti dà la possibilità di pagare un premio più basso e in più, dopo 10 anni di assicurazione, ti regala con un piccolissimo aumento di premio mensile la polizza dal colore verde, la Child Future, pensata per i bambini, un salvadanaio per un nipotino. Forse sarebbe stata finalmente la volta buona. Poi altri appuntamenti su e giù, avanti e indietro per il traffico della città, o a piedi a incollarsi di sudore la schiena e le palle, sbattuto tra l'aria condizionata dell'auto che gli dava quella forte illusione di trovarsi in un altro posto e gli ovattava i sensi e le vampate di calore, afa, smog e rumori infernali che lo assalivano appena uscito dall'abitacolo. Per il resto, fino alle 17 avrebbe incontrato per lo più impiegati comunali, qualcuno ritroso, qualcuno convinto ma non del tutto, qualcun altro che gli avrebbe fatto perdere altro tempo e soprattutto nuove prede da accalappiare, da incontrare, per chiacchierarci, vedersi per un caffè, un aperitivo, da studiare, da coinvolgere con frasi ben inserite e immortalate nel discorso, facendo capire loro che occasione stavano perdendo, quali rischi la vita col tempo avrebbe riservato loro, visto che erano tempi duri e lo sarebbero stati a lungo, quali vantaggi mai considerati prima poteva dar loro una polizza su misura. Avrebbe dovuto usare anche toni invasivi, se possibile, verso coloro con cui aveva già confidenza, ma ostentando al tempo stesso un atteggiamento che ispirasse sicurezza e fiducia. Poi a casa a fare una doccia veloce, le bollette da pagare, telefonare al commercialista, passare al centro di telefonia a vedere la nuova offerta all inclusive e di corsa in palestra, per ricaricarsi, per sfogarsi, la terza doccia sperando di arrivare in tempo con Susanna per l'aperitivo con quegli amici, diciamo conoscenti, diciamo contatti di lavoro o forse chissà contatti casuali, giusto per allargare la rete di public relations utili chissà a cosa, ma era sempre una cosa buona allargarla sperando che le gambe gli avrebbero retto ancora. Poi finalmente cena verso le 21:30 con quello che riuscivano a trovare in frigo.
un po' di zapping, gingillarsi con lo smartphone mentre la moglie guardava la TV. Ah, quella sera c'era Don Matteo. Crollo sul divano, Susanna lo avrebbe svegliato con grande fatica quando lei andava a dormire. Oppure magari fare l'amore, ma forse no, lei era stanca morta, lei era sempre stanca morta. Tra l'altro, una volta a letto mica dormiva subito, aveva l'abitudine di continuare ancora a scorrere la home dei social per più di un'ora e mezza. E poi proprio la sera che c'era Don Matteo, il giorno dopo sveglia alle 7 per lei, 8 per lui, colazione, parca e veloce, caffè e vai con un'altra giornata come questa. Dai, pensò, facciamoci coraggio. Si mise seduto sul letto, sbadigliò e si sgranchì lungamente. Cercò le ciabatte, si alzò, urinò, si sciacquò il viso, poi tornò in camera. Annusò il pigiama della moglie, anch'esso intriso di odori sensuali e fanciulleschi. Tirò su la tapparella. Fu subito aggredito dalla luce e dal calore. Si affacciò per cominciare a respirare, a testare, ad assaporare la giornata appena iniziata. Splendeva un sole speranzoso in un'aria moderatamente calda, lieve. Sarebbe stato bello se fosse durata tutta la giornata. Guardò le macchinine, le formichine andare avanti e indietro, i palazzi e i panni stesi, qualcuno ancora in pigiama ma già indaffarato, chi per andare a lavorare, chi intento a lavare casa, poi la collina in fondo, a sinistra. Respirò profondamente. Si voltò e guardò di nuovo il pigiama lilla della moglie adagiato sulla poltrona, la foto di tutti e due sorridenti sul comò. Tornò ad affacciarsi. Guardò ancora il mondo davanti a sé e disse: «M'illumino di merda». Dopodiché spostò una sedia vicino alla finestra e, lentamente, vi salì in piedi. Dal palazzo di fronte una donna, intenta a pulire il vetro del suo balcone, restò pietrificata con lo straccio in mano. Era da tempo che voleva farlo e questa volta finalmente aveva deciso che non poteva più rimandare. Andrea si stupì non poco nel notare che la città, guardata da solo un mezzo metro più in alto, sembrava già più emozionante, più fluida, più serena. Sembrava un'altra. S'era proprio incastrato quel maledetto laccio della tapparella, si incastrava sempre, si prometteva ogni volta di cambiarlo o anche solo di raddrizzarlo, ma ormai, da qualche anno a quella parte, non aveva più nemmeno il tempo e la forza di pensare, di provvedere anche alle cose più banali. Solo adesso se ne rendeva conto. Si era intrecciato su se stesso nella parte più alta. Aveva posizionato la sedia troppo al centro, scese, la spostò a destra, dove era il laccio. Salì di nuovo. Lo rimise nella posizione giusta, ridiscese. Liberò un paio di peti lenti e sonori e riabbassò la tapparella facendo tornare tutto come prima, ma questa volta poté tirarla giù tutta senza lasciar passare alcun raggio di sole, fino a ritrovarsi nel buio pesto. Quindi si rimise a letto. Tanto ne aveva di tempo. L'aereo per gli Stati Uniti partiva alle 18:32.